fatti da tutti voi sulla storia di Maria Pintauro. Ci sono bellissimi cartelloni che ci dicono che cosa è successo, e soprattutto a me piace questo, dove c'è scritto: siamo sardi. Siccome noi abbiamo veramente una nostra cultura e una nostra identità, è bene rispettarla. Poi rispettiamo tutte quelle degli altri, però conosciamo bene quelle che sono le nostre tradizioni. Alcuni dei bambini, dei ragazzi di prima, hanno fatto una ricerca molto velocemente, però in maniera abbastanza intensa. Sentiamo che loro adesso ci presentino i loro risultati, il risultato di quello che hanno prodotto. Siamo in famiglia, quindi non aspettiamoci grandi cose, però ascoltiamo tranquillamente. Buongiorno a tutti. La nostra ricerca parte da un confronto tra le tradizioni sarde, della festa dei santi e dei morti, e la tradizione inglese. È da qualche anno che qui in Sardegna, il 31 ottobre e i primi di novembre, si festeggia Halloween. Ci si veste da scheletri, zombie, mostri, streghe e si addobbano le case con grandi zucche intagliate. The word Halloween comes from All Hallows, the evening before All Saints' Day. Ma quando i nostri nonni e genitori erano bambini, e comunque fino agli anni 90, i giorni dei morti e di tutti i santi erano vissuti in modo completamente diverso, con dei riti appartenenti alla nostra cultura e al nostro passato, legati a leggende e a storie di anime e cibo. Now children wear scary costumes like ghosts, witches and black cats, and knock on people's door and ask trick or treat. Abbiamo scoperto che fino a qualche anno fa invece la notte del 1 novembre si imbandiva la tavola anche per i familiari defunti. Un piatto di pasta, un cesto con noci, noccioline, mandorle, fichi secchi, uva passa, una bottiglia di vino e gli immancabili pavassini, i dolci tipici di quei giorni. Sì, perché in Sardegna ogni festa ha i suoi dolci tipici. In England people prepare scary pizzas or pumpkin pie to celebrate Halloween and have parties all night long. Noi abbiamo voluto riscoprire un po' della tradizione e abbiamo pensato a un modo per renderla viva e farla conoscere anche voi che siete oggi con noi. Halloween is a good tradition, but it's not our tradition. Ora però state a guardare cosa sta succedendo questi giorni a Riola Sardo. Diteci poi cosa ne pensate e dateci maggiori notizie su questo personaggio. Fate molta attenzione perché adesso c'è un'edizione straordinaria del TG3 proprio da Riola. Chissà cosa sarà successo. E quando ci sono le edizioni straordinarie succede sempre qualcosa di importante. Buongiorno da Alessia Mocci e benvenuti in questa edizione straordinaria del TG3 che si svolge nei locali della scuola media di Riola Sardo per raccontare un fatto che le persone del paese stanno vivendo in questi giorni. In studio Alessia Mocci. Entra Sarna, come ha detto da Alessia, nel paese di Riola Sardo, che si trova a circa 12 km a nord di Oristano, sulla costa ovest della Sardegna, già da qualche giorno alcune persone sostengono di aver visto una signora molto anziana, non particolarmente bella e soprattutto con uno spiedo nascosto tra le sue vesti. La signora appare molto magra, veloce nei suoi movimenti e non si lascia avvicinare, anzi sembra piuttosto sfuggente. Non sono tante le persone ad averla incontrata, chi però ha avuto la fortuna di vederla non le si è potuta avvicinare. Sentiamo ora alcune interviste dal nostro inviato speciale Claudio Corda. Buongiorno e benvenuti. Vediamo ora di capire degli abitanti di Riola Sardo cosa sta succedendo. Chiediamo
loro se hanno visto questa signora che da alcuni giorni si aggira per il Buongiorno, paese. lei ha visto questa signora? Io non mi è mai capitato. Buongiorno, lei ha visto questa signora? Io non l'ho vista, ma mio padre però sì, l'ha vista. Buongiorno, lei ha visto questa signora? Sì, l'ho vista e non mi ha fatto una buona impressione. Aveva qualcosa tra le mani, ma era buio e non l'ho vista benissimo. Buongiorno, lei ha visto questa signora? Guardi, no, mi scusi, fretta, arrivederci. Buongiorno, lei ha visto questa signora? Ora che ci penso, sì, l'ho vista da lontano. Sarà lei? Chi lo sa? Buongiorno, lei ha visto questa signora? Io no, non esco molto perché sto sempre studiando. Buongiorno, lei ha visto questa signora? Sì, l'ho vista mentre stavo andando a scuola. Ha attraversato la strada velocemente e poi è sparita. Buongiorno, lei ha visto questa signora? No, non ne so proprio nulla di questa signora. Bene, qualcuno pensa di averla vista, altri no. Non hanno visto nessun personaggio misterioso. Chissà, Dario La Sarda è tutto, viene allo studio. Quindi tanta confusione nel paese, ma nessuna paura perché la signora sembra essere affamata ma non pericolosa. Le persone più grandi pensano si tratti di una signora chiamata Maria Pintaoro o Puntaoro, perché già tanti anni fa questa signora aveva fatto visita al paese in cerca di cibo. È risaputo che gli abitanti di Eriola sono particolarmente gelosi. Forse proprio per questo motivo quest'anno Maria Puntaoro ha scelto il nostro paese. Ma sentiamo dalla studiosa di tradizioni sarde Letizia Mele chi era la signora Maria. Buongiorno a tutti. Maria Pintaoro, che significa Maria Spiedo o Maria Pintaoro, era una donna molto brutta e perennemente affamata. Talmente affamata, mi raccontavano da bambina, che ogni notte sognava un piattone di spaghetti. In questi ultimi anni è stata vista in vari paesi. Chissà se quest'anno non sia il turno di Riola. Bene, rimane il mistero sull'identità della signora e su cosa possa volere per le strade del paese. Per ora da Riola Sarda è tutto, vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri, da Siamo Cendera Sanno è tutto. Auguriamo un buon proseguimento di giornata. Maria Pintaoro è una signora molto vecchia e anche molto brutta. La storia narra che era morta sognando un piatto di spaghetti e ogni anno la notte del 31, la notte sul 31 e il primo e il secondo il 2 novembre passa per le case e chiede spaghetti, cibo e se non la ospitano lei con il suo spiedo, appunto perché si chiama Maria Pintaoro lo spiedo, va e buca la pancia per prendersi la cena che si erano mangiati. Allora, resta adesso una domanda da farci e chiaramente noi continuiamo quest'ora insieme. Chissà,
che qualcuno non abbia detto che noi stiamo parlando proprio di questa persona e non venga a farci visita. Noi li abbiamo preparato, tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria, abbiamo preparato qualcosa per legge e anche qualcosa per noi. C'è della frutta secca, ripeto, giusto un piccolo invito, e ci sono comunque altre cose come della frutta normale dei pavassini. Vediamo se Maria Pintauro decide di venire a farci visita. Seu Maria Pintauro, vi porto un po' di caramelle. Ma Pintauro è perché io torno, chiedo e fungo. Allora, la storia mia inizia perché ero molto povera, non mangiavo mai perché non avevo niente. Allora, dopo tanto tempo che non si mangia, si muore. E io sono morta di fame. Perciò dopo tanto tempo il mio spirito è rinato e per questo ogni anno tra il 31 e il 1 novembre io vado in giro a cercare da mangiare, soprattutto gli spaghetti, che sono buonissimi. Entro nelle case e cerco qualcosa da mangiare. Se non trovo un piatto di spaghetti a tavola, entro nelle camere dei bambini e con il punterolo li fungo il pancino e io mangio gli spaghetti che hanno mangiato loro. Perciò io consiglio a tutti i bambini quella notte di lasciare a Maria Pintauro un bel piatto di spaghetti, ma anche i pavassini, perché mi piacciono molto, e anche un bicchiere di vino, se io approvo tutte queste cose, mangio gli spaghetti, tutte queste cose buone e vado via tranquilla. Altrimenti faccio quello che ho raccontato prima, col mio chiedo, io ho dimenticato. Ecco qua. Oggi credo che siete stati molto bravi a preparare tutte queste cose. Se vuole favorire un po' di spaghetti, se è molto affamato.